Ladies and gentlemen, the show is about to start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donne, passa lo scopino! Scopate la mattina, scopate il pomeriggio e scopate la sera! 3 scope, 5 euro! Oh, carissimo Pariapoco, buongiorno! Ma Pariapoco, tutto mi sarei aspettato, tranne che vederlo con la scopa nelle mani. Ehi, e che succede io? Un paruzzo, buongiorno! Ma buttana da miseria! Questo ormai che andiamo a incontrare sempre, ma siete sempre sto mezzi i piedi! Pariapoco, che ci vuole fare? Vuol dire che è sempre il destino che ci vuole fare incontrare. Ma quale destino, ma che state dicendo? Pazienza, ognuno gli va la sua croce, che volete fare? Ma comunque, come vedete, un Pariapoco vi sorprende sempre. Sì, infatti sto vedendo. Però vede ancora a Pariapoco, io non riesco a comprendere, ma lei sta pulendo o sta facendo il venditore di scope? Un paruzzo, intanto qua non c'è niente da comprendere e il Pariapoco non sta vendendo scope. Io sono qua semplicemente per cercare di spazzare e pulire per bene le piazze e le strade della mia città. Ma Pariapoco, ma veramente lei stava bagnando alle donne per attirare la loro attenzione per comprare le scope? Vedete che io ancora ci sento, non è che sogno sotto. Beh, e allora che cosa c'è di strano? Non capiamo, un cristiano quando travaglia, va bene, cerca di parlare fra sé e sé. I cristiani quando travagliano non si mettono a cantare, io invece parlo, ma non ho capito che cosa c'è di strano, chi è proibito? No, Pariapoco, assolutamente. Ma scusate la mia curiosità, ma da dove vi è venuta tutta questa volontà di contribuire a fare qualcosa di buono per la città? Proprio lei che non aveva smovuto mai un uovo. Un paruzzo, cercate di non offendere. Ora, che cosa volete insinuare? Che cosa volete insinuare con quello che avete detto in questo momento? Avanti, spiegatemi. Ma no, niente, Pariapoco, niente.
No, no, non voglio insinuato niente, assolutamente. Io a memoria, sinceramente, non mi ricordo che lei si sia mai dedicata a fare qualcosa. E poi, pariamo, veda, lei ormai ha una certa età e non crede che fare certi sforzi le può fare pure male. Ah, Cuparuzzo, ma allora gira buona siamo sempre una pazzi, gira buona siamo sempre una pazzi, e pila io un porco io ho pila, va bene, la lingua batte dove il dente duole, gira buona Cuparuzzo, siamo sempre là, Cuparuzzo, questo è, spero che sia l'ultima volta, Cuparuzzo, non mi facete arrabbiare perché mi sento nervoso. Vedete ancora mia la cosa ma funziona! Ma no, pariamo, no! Ma perché continuate a mettermi in bocca cose che non dico? Ho capito, lo so che vi funziona. Ah, siete contenti ora che ve l'ho detto? Ah, va bene, ora sono contento, ora diciamo che cominciamo una picchita a ragionare. Vabbè, dunque Pariapoco, scusasse, ma voi con questa scopa in mano state spazzando o state pulendo? Perché sinceramente io vi stai vedendo che spazzate e mettete tutte le cose nel sacco insieme. E lei lo sa che le cose vanno raccolte e differenziate per tipologia. Lei conosce che cos'è la differenziata? Ah, Cuparuzzo, ci dici da impariamo che cos'è la differenza? Va bene, certo impariamo, ma poi andate dicendo in giro che impariamo che non capisci niente. A casa mia c'è la differenza fra io e mie mogli. Io sono maschio e mie mogli è femminile. Ma no, Pariapoco, ma quale differenza? Quale differenza? Io parlavo della differenziata, la raccolta dei rifiuti differenziata. Lei ormai lo deve sapere che a Messina si fa da tempo la raccolta porta a porta. Il porta a porta? Ma Cuparuzzo, come state dicendo che vengo per nuove a Messina a fare la differenziata? Cuparuzzo! A me la vuole prove a me la date subito perché oggi voglio utilizzata! Ma no! Ma no, ma quale Bruno Vespa? Ma che cosa avete capito? Io parlavo della raccolta dei rifiuti fatta porta a porta. Si dice così perché la società che è incaricata al servizio di raccolta passa casa per raccogliere l'immondizia. Ora vi impariamo, tutti i rifiuti che noi produciamo, prima di essere smaltiti, vanno separati per bene tra di loro. Il vetro, la plastica, la carta e poi soprattutto l'umido. Ah! Cuparuzzo, non mi state dicendo! Ah, cazzo, visto! E poi mi parlate dell'umido, sopra mia, giusto! A me casa Cuparuzzo, hai un umido a quintale, ma da credere Cuparuzzo, va bene? Che noi a gira e vota e gira, siamo sempre un dottore. Perché abbiamo tanto di dolore in tallo a sama da credere di morire. Ma cosa avete capito? Pariamo, cosa avete capito? Che cosa c'entra l'umido di casa con l'umido della raccolta dei rifiuti? L'umido nella raccolta differenziata è chiamato così perché è composto da tutti gli avanzi di cibo, dagli scarti della frutta, verdura, dei cusci d'uovo e altri scarti alimentari. E poi, Pariapoco, dimenticavo, oltre al vetro, alla plastica, alla carta e all'umido, c'è pure l'indifferenziata, c'è tutti quei rifiuti che non possono essere riciclati. E che state dicendo? A casa mia, va bene, c'è la differenza. Io sono sempre stato una persona indifferente. Cuparuzzo, ma da credere quando io apro la bocca a mia moglie e quanto parla? Io resto sempre l'indifferenziato. Ma quale indifferenziato, un Pariapoco? Ma che cosa avete capito? Che cosa capite? Che cosa capite? Allora, guardi Pariapoco, ora le faccio un esempio chiaro per rendere l'idea, va bene? Lei mi segua e stia attento, va bene? Allora, devo buttare un barattolo nel vetro, a meno che non abbia il tappo in metallo. Allora cosa faccio io? Butto il barattolo nel vetro e il tappo nel metallo. Se invece il barattolo ha all'interno del tappo in metallo anche il sottotappo di plastica, io che cosa faccio? Butto il barattolo nel vetro, il sottotappo nella plastica e il tappo nel metallo. Ci siamo? Ci siamo? Capito? Bene. Ora, poi può essere che il barattolo abbia l'etichetta di carta. E allora che cosa faccio? L'etichetta la bagno con l'acqua tiepida e la tolgo con l'unghia. Il barattolo lo butto nel vetro, il tappo nel metallo e il sottotappo nella plastica.
mentre l'etichetta che nel frattempo ho asciugato la butto nella carta, ok? Attenzione, a momento, attenzione, perché può essere che il barattolo sia sporco di cibo. E allora cosa faccio io in questo caso? Lavo il barattolo e lo butto nel vetro, i residui di cibo nell'umido, l'etichetta nella carta, il tappo nel metallo e il sottotappo nella plastica. Ha capito adesso Pariapoco come funziona a differenziare i rifiuti? Sono stato chiaro? Sì, comparuzzo, siete state chiarissimo. Mi state facendo fumiare un cervello, comparuzzo, non ce la faccio più. Scusate, ma posso fare una domanda? Prego, Pariapoco, dicisse, prego. In questo momento, mentre compiamo parlare tutta questa differenziale, sinceramente a me mi è sorto un dubbio. E qual è sto dubbio, Pariapoco, dicisse? Le unghie e i coglioni rotti, dove vanno messi? Ma che state dicendo? Ma che state dicendo? Mi state facendo confondere il cervello, mi state facendo passare la cara la via. Lo sapete che vi dico un paruzzo, ma ha differenziato, ci ha fatto fare a me mucchieri, va bene? Che da mattina a sera non fai altro che si mette a puttigliare i cristiani. Arrivederci, vi saluto. E che Pariapoco per state andando? Lasciate Pariapoco, lasciate... A proposito, un paruzzo, mentre che me ne stavo andando, va bene? Nel mio cervello si è accesa una lampadina. Vi volevo fare una semplicissima domanda. Ma le persone, quando sono scadute, va bene, a un vanno ittate? Ma scusa, Pariapoco, ma chi sarebbe questa persona scaduta? A chi vuole buttare? A chi si vuole riferire? Mi faccia capire. Comparuzzo, state tranquillo senza che vi alterate, non vi giocate il problema della mia famiglia, perché io saccio chi tu che fare e a cui gettare. Arrivederci, vi saluto. Arrivederci, Pariapoco, arrivederci. Tu che fare, tu che Ma, gettare, cose turche. Ma seria